Un prestigioso traguardo per la città di Vicenza e per le ville del Palladio che si trovano sul territorio vicentino. Celebrato il trentennale della prima iscrizione del sito Città di Vicenza e le ville del Palladio nel Veneto nella lista del Patrimonio Mondiale UNESCO, avvenuta il 17 dicembre del 1994 durante la 18ª sessione del Comitato del Patrimonio Mondiale UNESCO. Il sito non è solo da conservare, ma è anche da fruire, da valorizzare, perché la bellezza delle nostre ville, dei nostri monumenti palladiani sia diffusa, sia conosciuta e non sia più solo una sorpresa inaspettata di chi giunge quasi per caso, ma che sia invece un richiamo turistico forte. Su questo secondo me possiamo fare molto anche in relazione con tutti gli altri proprietari delle ville. Pensate che è la nona città, il nono sito UNESCO in tutta Italia, quindi è stato uno dei primi. Ora però abbiamo delle nuove sfide, nel senso che penso alla promozione turistica, nel senso che Vicenza sta comunque provando ad aumentare il turismo, però c'è molto e ancora da fare, nel senso che dobbiamo far conoscere la città anche fuori, far conoscere le ville, far conoscere tutto il patrimonio bello che abbiamo, ma che dobbiamo essere brevi a raccontare. Patrimonio da valorizzare e far conoscere, oltre che custodire, una preziosa eredità artistica e culturale che richiede anche un ragionamento sugli investimenti futuri. Per questo si sta arrivando a definire con la Regione e tutti gli altri enti coinvolti un soggetto giuridico, una sorta di cabina di regia che avrà il compito di lavorare per la conservazione e la valorizzazione di questo patrimonio, con l'obiettivo di costruire politiche culturali e turistiche comuni.